Oggi è venuto nei nostri studi per il consueto momento di scambio degli auguri anche Raffaele Padrone del sindacato FSP di Polizia di Stato appunto di Pordenone, che ha parlato anche della cronica carenza di personale. È venuto a trovarci in studio Raffaele Padrone, manca sempre meno a Natale, tempo di auguri, insomma, ma anche di anticipare, no, quello che poi sarà il bilancio dell'anno. Sì, il bilancio dell'anno chiaramente lo faremo la prossima settimana, chiudendo con le mie ovviamente critiche, ma critiche costruttive. Oggi sono passato giusto perché è corretto fare gli auguri ai telespettatori, a chi mi segue, chi ci segue in questo canale, e quindi mi pareva giusto e doveroso fare gli auguri al pubblico, ma fare gli auguri a tutti gli uomini e donne del comparto sicurezza che lavorano per noi, per voi, per mantenere la legalità in questa città, in questa provincia. Ovviamente, come sapete, io sono critico per quanto riguarda la politica locale, perché dovrebbe cominciare a pensare che la città di Pordenone e quindi la provincia di Pordenone ha un grave ammanco di personale. È vero che in questi giorni, proprio l'altro ieri, sono arrivate 6 unità nuove, 6 persone, nuovi ragazzi, agenti in prova, che chiaramente non vanno a colmare la lacuna che c'è in Pordenone, in questura e nelle specialità della Polizia di Stato. A breve, il prossimo gennaio, arriveranno altre 10 persone che comunque, ripeto, non colmeranno quelle che andranno via nel 2024, nei prossimi giorni, ma soprattutto i 25 che sono usciti da qua al 31 dicembre 2023. Sotto questo aspetto io, oltre agli auguri che rivolgo chiaramente alle famiglie dei colleghi, alle famiglie degli uomini, ripeto, e donne del comparto sicurezza, e a voi che mi seguite settimanalmente da tantissimi anni qui a Telepordenone, una critica però ve la devo fare. Ci sono state, se vi ricordate, degli articoli, delle trasmissioni in tante TV locali per quanto riguarda la lentezza del rilascio dei passaporti. Bene, io ho saputo proprio l'altro giorno, andando a fare i saluti al gruppo dirigenziale e nonché al signor Questore, che nella città di Pordenone, nella questura di Pordenone, almeno, anzi sicuramente numericamente, 600 passaporti non sono stati ritirati. Questo mi dà veramente fastidio, perché io dopo aver letto e dopo aver sentito le critiche, mi sono speso con il Questore affinché si potessero fare dei turni supplementari, addirittura le domeniche si poteva richiedere anche il rilascio di passaporti. Ecco il risultato, cioè siamo proprio italiani sotto un aspetto. Mi pare un po' di fare la battuta: quando si vincono i biglietti della lotteria poi non si vanno a ritirare. Comunque auspico che queste 600 persone che hanno richiesto il passaporto vadano, nel rispetto dei colleghi che hanno lavorato per loro, a ritirarsi il loro documento di viaggio. Ricordiamo che nonostante le feste, insomma, i presidi della Polizia di Stato non mancheranno chiaramente. No, non mancheranno, ma sicuramente saranno potenziati ripeto, con tutto il personale a disposizione del signor Questore, a cui auspico anche a breve il suo congedo dalla città di Pordenone, quindi auspico a lui una buona pensione, e chiaramente i colleghi che saranno interessati e lavoreranno anche la notte di Natale, la notte del 31, a cui faremo, ripeto, gli auguri la prossima settimana. Però sicuramente la città non viene abbandonata, questo è l'importante. Adesso un piccolo break per la pubblicità, ma non cambiate canale, torniamo tra pochissimo.